mentre l'altra, questa versione, è un'altra delle raffigurazioni del Barla, siamo nella metà dell'Ottocento. Insomma, hanno fatto questo per dire che hanno fatto e stanno facendo ancora, perché poi la ricerca non ha mai fine e quindi sono sempre impegnati come dire, nello scavare intorno a quelli che erano gli elementi del vestire comune nella comunità appunto di Samassi. Con Ignazio Mura, l'organetto diatonico, loro avranno modo di proporci ancora una volta quello che chiamiamo semplicemente su Ballevrazza, su ballo sardo, cioè il modo di divertirsi comune di questa località, quindi con l'organetto di Ignazio Mura, Sant'Isidoro di Samassi e su ballo de Vrazza.
Grazie.